Sono grandi occasioni da cogliere queste appunto per lanciare questo messaggio. C'è bisogno di testimoniare come sia possibile ricominciare e ad arrivare anche ad alti livelli come fanno i ragazzi anche della nostra associazione, e noi giornalmente lavoriamo per far sì che una persona che diventa disabile o che anche nasce possa trovare una sua dimensione nel mondo dello sport. Tutto lo sport paralimpico si adopera per questo. Noi col paraciclismo e la nostra passione cerchiamo appunto di far scoprire attraverso una bicicletta, un e-bike, un nuovo anche modo per ritornare ad andare in bici, perché ricordiamoci che molti delle persone che vanno in bici adesso diversamente, tra virgolette, erano o ex ciclisti o comunque appassionati di questo sport. A dare la possibilità di praticarlo ancora include appunto nel mondo che noi conosciamo benissimo tutte le persone appunto che hanno anche problemi. In realtà, se posso aggiungere, Pieve di Soligo non è nuovo a questo. Io mi ricordo quando ero ancora atleta, quindi 11 anni fa, una manifestazione che si è ospitato proprio qui in centro di Pieve di Soligo, con una gara che era valido per il campionato italiano di società, e una tappa appunto avevamo fatto grazie a una realtà che era trevigiana e grazie anche all'amministrazione comunale, che comunque per quanto mi riguarda è sempre stata sensibile anche al nostro mondo.